Oggi di risposte ne vuole molte di più rispetto alla partita con la Scozia. Ecco il via d'Italia-Finlandia tra gli applausi del pubblico del Bentegodi che segue, dicevamo, con affetto gli azzurri in questa mobile in mezzo. Il cross di Zaza dalla parte opposta, arriva Candreva, può mettere giù all'interno dell'area di rigore. Candreva prova a disorientare l'avversario, altre finte, va giù Candreva, calcio di rigore, rigore netto. Proprio Antonio Candreva. Parte Candreva contro Radetzky, Candreva! Italia in vantaggio, 1-0, il 27esimo, sbloccata la partita. Ha segnato Candreva. È interessante adesso vedere cosa fa la Finlandia, se continua a difendersi o ci concede degli spazi, e a questo punto la partita meritatamente è sull'1-0 per noi. Dalla panchina le reazioni, Alessandro Antinelli. Molto composto Antonio Conte, hanno esultato quelli della panchina, ma Conte è molto pensieroso, è più sul pezzo, più sul tema offensivo dell'Italia, vuole vedere uno sviluppo maggiore e anche adesso ne approfitta per far valere la propria abilità nel gioco aereo. Il cross di Florenzi, l'uscita con i pugni di Radetzky, dalla parte opposta c'è tanto spazio per Candreva che può controllare il pallone ed effettuare un cross preciso. Questa volta il colpo di testa e ha segnato proprio Daniele De Rossi appena entrato in campo. L'esultanza di Antonio Conte, il colpo di testa di De Rossi sul cross preciso di Candreva, 2-0 per l'Italia al 26esimo del secondo tempo. Ma è anche abbastanza logico. Rivediamo, poi andiamo a sentire le impressioni dalla panchina. Il cross tagliato di Candreva, De Rossi che stacca, rimane immobile Radetzky, preso in controtempo dalla conclusione del centrocampista azzurro, che è anche il giocatore della Roma ad aver segnato il maggior numero di gol in nazionale, quando naturalmente indossava la maglia giallorossa. È salito a quota 18 gol in azzurro ed è il miglior marcatore di questa nazionale.